Mariotti, insomma, mister, una partita che mi pare di aver visto, insomma, nel primo tempo il Carboni ha giocato una buona partita, ovviamente nel secondo ha mantenuto il pallino del gioco, non era facile però contro la formazione che nonostante giocasse in 10 ha mantenuto comunque il campo sul 2-0, ha avuto forse la fortuna di andare in vantaggio per 1-0, poi il secondo gol forse viziato da un fallo precedente, ho visto che tu hai anche protestato e sei stato espulso in quell'occasione. No, io prima di tutto faccio i complimenti al Savoia perché è una squadra nettamente più forte di noi, una squadra di categoria e tutto, però è altrettanto vero che la prima mezz'ora la squadra ha espresso un buon gioco, abbiamo avuto un gol annullato o qualcosa. Sono entrato in campo perché ero arrabbiato con i giocatori miei, perché non si può prendere un gol di questo, pure che era fallo. Un minuto prima abbiamo fallito un gol clamoroso con Cannas, Peste Leggerini, e abbiamo preso un 2-0 clamoroso. Per nostra disattenzione io ero arrabbiato con loro, non c'avevo assolutamente quaderno arbitrale, però questo poi vedo il mezzo bicchiere pieno, no? I ragazzi spero che hanno capito che campionato è. Sì, non è un campionato facile. No, non è facile, incontriamo giocatori forti e noi se non siamo così, se pensiamo solo a lì, non pensiamo alla squadra, andiamo incontro a delle figuracce. Ma oggi però abbiamo perso al cospetto una delle grandi favorite, una squadra che ha un valore importante, ha un parco d'attacco, quelli che hanno giocato forti e quelli che erano in panchina ancora più forti di quelli che hanno giocato, perciò. Ascolta mister, per quanto riguarda il Carbone ha avuto una buona palla gol, secondo te Bongiucci poteva cambiare lì la partita? Solamente sì, fa quel gol, oppure sulla parata che ha fatto a Pirelli il portiere, però io mi sono parlato una cosa, Renato, i 6 mani non contano niente, conta che il Savoia ha preso i 3 punti, ha vinto 2-0, battiamo le mani, io sono allenatore, devo fare prima di tutto un esame di coscienza io, perché evidentemente se c'è qualcosa da fare evidentemente l'ho sbagliato io, perché i ragazzi hanno seguito le direttive mie, però io riparto anche dalla prima mezz'ora fino al 2-0 dove abbiamo esposto un buon calcio, però non basta un buon calcio. Tante volte il fioretto deve essere messo via, bisogna tirare fuori la sciabola e questa era una di quelle partite. Però non succede nulla per sconfitta. Assolutamente no, noi ci dobbiamo salvare, ti rimane il rammarico perché con un pochettino più di attenzione la potevamo tenere viva sempre la partita. Invece sul 2-0 loro sono forti in difesa, una squadra che si è arroccata dietro, faccio i complimenti, hanno portato via immediatamente i 3 punti. Grazie a mister Marco Mariotti, naturalmente ci sono altri giornalisti che devono intervenire, grazie a tutti voi per la cortese attenzione.